Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, spazio informativo come sempre di friulitv.net con le notizie di cronaca. Dunque andiamo a vedere cosa è accaduto. Indagini sono in corso dopo una lite avvenuta questa mattina all'alba a Trieste in cui sono rimasti feriti 2 giovani stranieri con arma da taglio. Sul posto è intervenuta la polizia che sta svolgendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e per risalire agli aggressori. Secondo una ricostruzione, alla lite avrebbe partecipato un gruppo di persone che all'arrivo delle forze dell'ordine non era più presente. A terra invece c'erano i 2 giovani feriti. La lite è avvenuta tra via Battisti e via Rismondo verso le 5. Sul posto anche il 118. I 2 giovani sono stati portati a Catinara, non sarebbero in pericolo di vita. Restiamo nella zona del Triestino per dire che alle 9.30 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti con 2 auto, pompe e serbatoio, un'autobot e il funzionario di guardia per un principio di incendio al piano terra di un'abitazione a 2 piani situata alla località Camposacro 22 a Sgonico. A causa dei fumi della combustione, 2 anziani e la badante che si trovavano ai piani superiori sono rimasti intossicati e trasportati all'ospedale per accertamenti dal personale sanitario. Interdetto l'accesso alle persone al piano terra, mentre le cause sono in corso di accertamento. Sul posto per i rilievi anche gli agenti della questura del capoluogo regionale. Torniamo a Udine per dire che è stato posto sotto sequestro questa mattina dai NAS il centro tampone rapidi all'esterno della farmacia Montori di Cusignacco. La decisione dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi. E torniamo a parlare di incendi perché ci spostiamo in montagna per dire che un incendio di scarpate in località Fusea a Tolmezzo prima di raggiungere l'abitato, coinvolto un ettaro di prato e boscaglia, probabile l'origine dolosa. In corso lo spegnimento e la bonifica che si è conclusa poco prima di realizzare questa trasmissione intorno alle 15.40. Sul posto il personale del distaccamento dei vigili del fuoco di Tolmezzo con i mezzi antincendio del Corpo Forestale Regionale, un mezzo antincendio della Protezione Civile di Tolmezzo e per la gestione e viabilità la polizia locale della comunità di montagna della Carnia. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o sulle nostre pagine social collegate. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, colio e quei. Sono Claudia Zano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.